Del Piano, vigilia del palio dedicato alla Vergine delle Grazie con noi il sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini. Buonasera sindaco. Buonasera a voi. Allora, sindaco, siamo nella giornata di vigilia tra il sorteggio e la corsa. Sì, esatto, il sorteggio ieri fatto con tutte le contrade presenti, un sorteggio che ha visto quattro cavalli abbastanza equilibrati, da quello che mi viene detto ovviamente dalle contrade, quindi per una giornata che è andata comunque bene, anche se c'era una pista non proprio perfetta. Oggi questa giornata un pochino nuvolosa tra virgolette, però finora il tempo regge, quindi prevediamo di andare avanti tranquillamente con la programmazione della giornata di oggi. Stasera quelle bellissime scene propiziatorie nelle contrade dove con l'amministrazione, il pittore, il parroco e chi vuole venire ovviamente con me, Certo. andremo a fare il saluto ufficiale a tutte le contrade e dargli buon augurio per la giornata di domani, il palio. Ecco, zoccoli dei cavalli passano accanto perché Sì. ci sarà il Gran Premio Pioli tra poco, prima della seconda prova. Allora, che clima a Castel del Piano dopo lo straordinario di maggio? La comunità si tuffa, io ho scritto a Volta quest'oggi, da questo manto, no, ideale di una Vergine a cui la festa è dedicata. Insomma. Assolutamente, è il nostro Non patrono. dimentichiamo mai No, no. questo aspetto. Noi si è sempre detto che il palio è sacro e profano, perché Esattamente. giustamente è la Madonna delle Grazie, il nostro patrono, che comunque ci sta proteggendo anche oggi, giustamente. E poi la festa, le contrade, le corse, il palio, i cavalli, la polvere, i tamburi, cioè un'atmosfera meravigliosa. Il palio straordinario di maggio ci ha dato un assaggio di quello che ci eravamo quasi scordati in 2 anni di pandemia purtroppo. Però settembre è la nostra festa, la festa del nostro paese, è il vero e proprio palio che si corre, quindi lo aspettiamo con ansia, siamo contenti e stiamo lavorando per rendere tutta la festività al meglio.